Buonasera a tutti e benvenuti a San Pietro di Feletto e benvenuti a questo evento. Io ringrazio, sono qui anche i familiari perché questo evento parla un po' della storia della scuola ed è dedicato al maestro Luigino Ceschin. Qui davanti a me ci sono i familiari che io ringrazio di essere qui e grazie anche per tutto il materiale che ci avete portato per poter allestire il tutto. Ecco, io ringrazio anche naturalmente la Proloco perché sono veramente debitore con la Proloco perché anche in questo caso ha organizzato l'evento, ha aiutato e sono sempre presenti, perciò veramente tante grazie. Io ringrazio anche la professoressa Chiara Ceschin che è qui con noi questa sera e ci farà poi fare un viaggio nella storia della nostra scuola e anche ringrazio l'assessore Claudia Meneghin per la raccolta insieme alla dottoressa Paola Serpi che ci ha aiutato appunto nell'allestire, nel trovare tutto il materiale perché come vedete ci sono foto veramente di un po' di anni fa e sono veramente la storia del nostro territorio. Io non mi dilungo altro perché le cose da dire sono tante, vi ringrazio così numerosi e vi dico un buon ascolto e una buona serata. Grazie. Grazie Sindaco e grazie a tutti voi per essere qui questa sera. Negli anni scorsi abbiamo ricordato figure importanti nel nostro territorio, persone che per motivi diversi hanno lasciato un segno nella nostra comunità. Abbiamo ricordato Rodolfo Sonego, sceneggiatore che ha fatto la storia del cinema italiano, che attorno agli anni '80 ha scelto di vivere e lavorare nel Feletto, dove è vissuto per 10 anni. Lui ci ha scelti per il clima più mite del suo bellunese e per il paesaggio. Abbiamo ricordato Monsignor Nilo Faldon, sacerdote, storico, direttore dell'archivio diocesano, anche lui insegnante e non a caso grande amico del maestro Ceschin, che noi oggi ricordiamo. Poi abbiamo ricordato Monsignor Nilo Tonon, indimenticabile parroco di Santa Maria, anche lui profondamente innamorato della storia dell'arte, della musica e insegnante di religione di molti di noi qua dentro. Oggi vogliamo ricordare il maestro Luigino Ceschin. Lo ricordiamo come uomo attivo nel territorio, come padre, come marito, come amico e per molti di voi maestro. Ma lui, come molti altri, non è stato un semplice maestro di scuola elementare. Innamorato come era del nostro Feletto, oggi sarebbe impazzito nel sapere che questo territorio è diventato patrimonio UNESCO. Lui fa parte di coloro, come Rodolfo Sonego, come Monsignor Nilo Faldon, come Monsignor Nilo Tonon, di coloro che quando ancora non si parlava di UNESCO avevano capito il privilegio di vivere in un posto così incantevole e ricco di storia come il Feletto. Da buon maestro cercava di spiegare questo ai suoi alunni. Li accompagnava a scoprire il proprio paese, l'antico eremo, spiegava loro la storia e li portava a studiare letteratura e poesia nei prati qui attorno. Tutto è documentato, sapete? Giusto, Gianfranco? Praticamente è stato precursore di quella moderna attività educativa che oggi chiamiamo outdoor education, ovvero, leggo per essere precisa, esperienze pedagogiche caratterizzate da una didattica attiva che si svolge in ambienti esterni alla scuola e che è impostata sulle caratteristiche del territorio, del contesto sociale e culturale in cui la scuola è collocata. Questo faceva il maestro Ceschin negli anni '70 e oltretutto è un'attività che si continua a fare nel nostro Feletto. E oggi potremmo anche dire che il maestro Ceschin è l'anima ispiratrice del gruppo Giovani Ambasciatori nato a San Pietro di Feletto, dove i ragazzi vengono condotti ad esplorare e conoscere il territorio delle colline UNESCO. Ecco perché facciamo questo, abbiamo avuto dei buoni maestri.
La mostra che presentiamo oggi chiude un anno di attività culturali che hanno avuto come filo conduttore il paesaggio e la cultura. Attività iniziata a luglio dell'anno scorso con una mostra che aveva proprio questo titolo, Paesaggio e Cultura. Figure come il maestro Ceschin fanno parte della nostra storia, della nostra cultura, e sono una dimostrazione che tutti noi ci formiamo attraverso la scuola, la famiglia e la comunità in cui viviamo. Concludo con una considerazione. Il paesaggio non è fatto soltanto dalle colline, ma è un tutt'uno con le persone che vi operano o che vi hanno operato, e il maestro Ceschin è una di queste. Io vi ringrazio e vi auguro buon ascolto, buona mostra. Grazie. Passo la parola alla professoressa Chiara Ceschin. Buonasera. Allora, il mio contributo questa sera è quello di portare la vostra attenzione, la nostra attenzione sulla storia della nostra comunità, facendo una focalizzazione su quella che è stata la storia della alfabetizzazione, del processo di istruzione. Quello che balza subito agli occhi è che il diritto allo studio, che oggi lo consideriamo scontato, acclarato, ha in realtà alle spalle un percorso che è lungo ed anche impervio. Cercando di ricostruire le tracce della scuola nel nostro territorio, l'attenzione si ferma agli inizi dell'Ottocento, quando prime forme di istruzione per i bambini dei ceti meno abbienti sono lasciate all'iniziativa, alla buona volontà, alla sensibilità di singole persone, e sfogliando negli archivi emerge la figura di un parroco, un certo Don Bernardo Ceschin, e da una relazione, probabilmente a seguito di una visita pastorale, si estrapolano queste parole: si esercita ad educare alcuni contadinelli. Quindi una prima forma primordiale. Se invece andiamo a cercare la nascita della scuola nella veste istituzionale, allora la data è il 1818. È l'anno in cui si conclude il congresso di Vienna, e le nostre terre sono parte integrante dell'impero austro-ungarico, ed è proprio un decreto di quel governo che avvia nelle parrocchie con almeno 50 bambini in età scolare una scuola formata di 2 classi, affidando ai parroci la parte di insegnamento, la parte didattica, e scaricando letteralmente sui comuni tutti i costi e tutto ciò che compete l'organizzazione, logistica compresa. E questo spiega come mai nei nostri paesi le prime scuole sono vicine alla chiesa. Il minimo che si poteva fare era trovare un posto vicino al parroco. Tra l'altro non tutti i parroci erano così felici di fare anche gli insegnanti, perché era un'incombenza arrivata dall'alto. Poi diventiamo parte del territorio del Regno d'Italia, e ciò che regola l'istruzione fu la legge Casati, già in vigore prima nel Regno di Sardegna, poi man mano nel resto del Regno, che prevedeva l'istituzione di un biennio gratuito e obbligatorio per i bambini di età compresa tra i 6 e gli 8 anni. Quindi, di fatto, c'era un'allarmante arretratezza culturale. Pensate che 3 italiani su 4 all'epoca erano analfabeti, e la percentuale del 75%, che è una cosa spaventosa oggi, in alcune zone, comprese queste, era ancora più elevata, perché la Serenissima aveva sempre considerato l'istruzione una cosa che competeva alle famiglie, e le uniche che potevano permettersi erano quelle più ricche, che potevano permettersi il precettore. Per tutte le altre c'era ignoranza. Si calcola che 200.000 persone intorno agli anni 60 dell'Ottocento, l'unità, sapessero usare l'italiano.
tutto il resto della popolazione, anche chi occupava certe cariche, si esprimeva in dialetto. Quindi far partire la scuola in queste zone rurali e periferiche fu veramente uno sforzo importante e uno sforzo che ha dovuto fare i conti con tante carenze. Carenze di fondi. Le casse dei comuni, sindaca, erano più vuote di quelle di oggi. La situazione era passato Napoleone e aveva portato via di tutto. Mancavano i maestri. Tra l'altro bisogna dire che con la legge Casati l'unica cosa che cambia è chi deve fare il maestro. Siccome i rapporti tra Stato e Chiesa non erano idilliaci, il Regno d'Italia impone che non siano persone di Chiesa ad occuparsi dell'istruzione. Quindi mancavano anche i maestri. Mancavano anche i locali, cioè nel senso che ci fu un cambio d'uso repentino e le soluzioni trovate nel comune di San Pietro erano ancora quelle migliori, perché abbiamo anche testimonianze di maestri in posti vicinori che insegnano nelle stalle. Questo c'era sostanzialmente. E tante volte mancavano anche i bambini, mancavano gli scolari. Perché? Non perché mancassero in numero i bambini, ma la povertà era un problema nelle famiglie di questo territorio. E mandare i bambini a scuola o mandarli a pascolare le bestie o a raccogliere la legna o a seminare, da che parte pendeva la bilancia? Sulle seconde piuttosto che le prime. Altro problema era anche la distanza. L'urbanizzazione non era quella di oggi. Trasporto scolastico, un concetto proprio extraterrestre, ok? Quindi questi due fattori pesavano. La scuola però non aveva alcuni vincoli di calendario, come ce li abbiamo oggi, il calendario scolastico. Quindi cerca di venire incontro a queste esigenze. Ecco che le prime forme di scuola iniziano a metà novembre, quando almeno i lavori nei campi sono dormienti e terminano a maggio. Così si salva un po' quel che si può. Questa fu la situazione. E furono sforzi che diedero i risultati, perché dal nulla arriviamo a situazioni di questo tipo, dove vediamo ancora della povertà, però vediamo anche il formarsi di una classe. È vero che lo Stato italiano mise anche una multa per i genitori che non mandavano a scuola i figli, e anche questo aiutò a istruire i nostri bambini, per arrivare anche a questo. Oggi che già vediamo scuola del passato, però è una scuola che ha alle spalle tanta fatica e tanti sforzi. Ma c'è un'altra cosa da dire. Nonostante una frequenza di questo tipo, bisogna sempre fare una differenza tra alunni obbligati e alunni frequentanti. I numeri non coincidono quasi mai. E questo spiega come mai la norma di allora, per tutti l'inizio del Novecento, parla di classi fino a 50 alunni, elevabili fino a 70, e soprattutto ci spiega come mai i regolamenti delle scuole dell'Ottocento fossero improntati alla severità. Il maestro era severo e questi principi vengono usati e continuano a essere in auge fino anche a qualche anno dopo il 1950, perché nei ricordi dei nostri padri o dei nostri nonni le bacchettate a scuola non erano un concetto metaforico, ma erano proprio un'esperienza fisicamente provata. Quindi la scuola di passi ne ha fatti tanti. Dovrebbe essere tanto semplice, ma... Okay. Eccoci qua. Questa è la foto più antica che abbiamo. È una foto esattamente di 100 anni fa. Ritrae una prima elementare a Rua di Feletto. Questi sono bambini che sono nati negli anni del primo dopoguerra, anni particolarmente difficili, con la distruzione, con la fame. I volti sono invecchiati. Tanto è vero che non è così semplice trovare subito quale tra questi sia la maestra. La maestra, spero ci sia un puntatore. Ok, eccola qua.
La maestra è questa, ok? Si chiamava Delia Imbriferi, e questo già ci dice che non è una persona che ha nata dalle nostre parti, sicuramente, non è da noi, poi vedremo un po' perché. L'altra cosa che secondo me è particolarmente interessante sono queste calzature, queste scarpe. Pur essendo una foto molto vecchia, rovinata, sicuramente anche di qualità un po' infima, è evidente che sono scarpe consumate, anzi, anche gli zoccoli. Sarebbe ancora più interessante se noi riuscissimo a vedere sotto le suole di quelle scarpe, perché ci troveremo una sfilza di chiodi, perché erano destinate a durare. Le scarpe erano un bene prezioso, tanto è vero che i bambini non partivano da casa con le scarpe, ma partivano da casa o scalzi, e lo vedremo, oppure con le famose dalmede, quelle calzature di legno, e le scarpe venivano calzate in prossimità della scuola, sostanzialmente, anche perché nella mentalità contadina tutto era riciclo e riuso, dovevano durare e passare anche ai fratelli più piccoli. Solo una curiosità, chi ha condiviso questa foto con l'amministrazione ha raccontato che lei, non so quale fosse quale bambina, doveva sempre stare vicino alla maestra, perché era mancina. E nella mentalità d'allora, mentalità che continua però anche nel Novecento, fino a un 50 anni fa, la mano sinistra era la mano del diavolo e andava rieducata. E quindi io mi immagino questa povera bambina sotto l'occhio vigile della maestra, e non credo che bastassero le occhiate, probabilmente sarà arrivato anche qualcos'altro. 5 anni più tardi ci troviamo sempre a Rua, sempre con una prima elementare. Beh, qualcosa è cambiato. Le scarpe raccontano tanto, eh? Le scarpe sono cambiate, anche se qualcuno ha ancora qualche scarponcino. È sicuramente una foto scattata verso la fine della scuola, in piena primavera, perché le bambine stringono dei fiori, ci sono dei rami con le foglie. Dovrebbe fare anche caldo, perché qualcuno ha anche dei vestiti abbastanza leggeri. Tuttavia, questa righetta di maschietti indossa delle giacche che hanno l'idea di essere pesanti, anzi ricordano le divise militari. Non posso metterci la mano sul fuoco, ma sono convinta che è un riadattamento delle divise dei papà, che non li usano più, sono stati in guerra e le riciclano. Quindi anche se faceva un caldo boia, va bene lo stesso. Perché? Perché probabilmente sapevano, la foto di classe era un evento, ogni famiglia cerca di mandare il proprio figlio nella maniera più dignitosa possibile, praticamente. Andiamo avanti. Allora, qui siamo nel 1932. Non siamo a San Pietro di Feletto, ma siamo a Conegliano, perché il comune riusciva a garantire la prima e la seconda. La terza e la quarta bisognava andare a Conegliano. Però qui abbiamo anche dei ragazzi, bambini di San Pietro di Feletto. Ma guardiamo un po' un particolare. E dai. Oh. Allora, scusate. Dunque, che la povertà si annidi ancora, lo vediamo da questo bimbo che ha i piedi scalzi, nonostante la maestra cerchi di nasconderlo, ma non si è messa abbastanza bene. Sicuramente è stato rimproverato, perché guardate che ha un broncio non da poco, e anche vi fisso l'attenzione su questo bimbo che sta tenendo la bandiera. Beh, quello diventerà un maestro, e diventerà il maestro Luigino Ceschin. Ok. Torno a... ok, no, scusate, eccolo qua. Su questa foto, vediamo se riusciamo ad andare d'accordo io e il puntatore stavolta, perché comunque al centro troneggia la maestra. La maestra, cari signori, per l'epoca era come la Madonna, era praticamente intoccabile. E tra l'altro per le nostre genti era il primo esempio di donna emancipata,
quella che poteva abbandonare il focolare per studiare, per lavorare. Criticatissima, sempre sotto l'occhio delle malelingue, me l'immagino, e comunque anche lo Stato e i comuni ci hanno messo del loro, perché lo stipendio rispecchiava e sottolineava la gerarchia dei sessi. Per uno stesso lavoro un maestro prendeva 36 lire al mese, la maestra prendeva 10 lire e 30, cioè praticamente un terzo, ok? Questo spiega come mai nelle prime foto abbiamo trovato soprattutto maestre, costavano meno e lavoravano lo stesso, ok? Però nonostante queste difficoltà, queste donne erano veramente orgogliose perché avevano tagliato un traguardo sociale importante e spesso accettavano di insegnare anche in sedi disagiate, quelle che i colleghi maschi rifiutavano. Infatti proprio ieri parlando con Daniele mi diceva che la nonna ospitava a casa una delle maestre che venivano qua e che venivano da Venezia. Come i cognomi che abbiamo visto prima non sono cognomi da qua, però anche loro si adeguano. Questa è una foto, okay, sempre scattata a Conegliano, sempre di San Francesco. Bravissimo maestro è Antonio D'Andrea. La classe è la classe del 30. Anche qui ci sono dei personaggi che diventeranno famosi e che renderanno famose le nostre terre. Questo un giorno diventerà Monsignor Faldon. La povertà c'è ancora. Ecco qua il piedino scalzo. Però questo ci fa anche capire che è cambiato l'atteggiamento delle famiglie nei confronti dell'istruzione. Per cui, almeno per i maschi, perché guarda caso tutti e due sono maschietti, si cerca di fare uno sforzo immane e mandarli a scuola anche un anno in più. È già qualcosa. Si sta cominciando a capire che l'istruzione apre una porta. E nel bel mezzo c'è la figura del maestro. Il maestro non era chiamato, questo maestro è Antonio D'Andrea, ma il maestro in genere non era chiamato soltanto a insegnare, ma anche a incarnare un ideale di onestà e di dedizione. Era anche consuetudine che all'interno della scuola elementare le prime classi venissero affidate a una maestra per poi fare un passaggio negli ultimi anni darli al maestro. Infatti questo è l'ultimo anno in quarta. E quali erano le qualità del maestro? Beh, erano ben delineate in un regio decreto ancora del 1867. Al maestro si chiedeva zelo del proprio ufficio, esemplarità di contegno, amore allo studio e alla fatica, religione, probità, amor di patria, rispetto dell'autorità. Oltre al titolo di studio, per insegnare, i maestri dovevano anche presentare un certificato, l'atto di moralità. Senza di quello non si insegnava. Poi un altro particolare, tutte le foto che abbiamo visto finora, compare la bandiera. Ora, la bandiera è il simbolo della nostra unità nazionale, ma all'epoca, in uno Stato che muoveva i primi passi con una frammentarietà molto elevata dal punto di vista culturale, sociale, linguistico, la bandiera aveva un ruolo importante. Era il primo atto che apriva la lezione. Veniva issata alle 8 del mattino e veniva ammainata ogni giorno alla fine delle lezioni. Doveva entrare era un mezzo per poter unire, per capire che il popolo, nonostante la diversità regionale, era unico sostanzialmente. Andiamo avanti e invece torniamo qui, proprio qua, con le nostre 4 celle. È il 1937. Questi bambini o bambine stanno uscendo da scuola. Ovviamente escono a piedi, perché a scuola si andava e tornava a piedi. Non si era accompagnati e con qualsiasi tempo. Se oggi vedessimo i nostri bambini uscire dalla scuola, sarebbero curvi sotto uno zaino che pesa quintali
e chi forse vuole esprimere il peso della cultura. Questi invece no, sono belli, spensierati e anche leggeri. Le cartelle sono così piccole che manco si vedono. Le cartelle erano di pezza o di carta, di cartone pressato, alcune erano fatte anche a casa, col manico di stagno. E dentro non contenevano tante cose. C'era un libro, un quaderno a quadri e uno a righe, copertina nera e fogli bordati di rosso, ok? Un astuccio di legno che serviva anche da righello e dentro trovavamo il lapis e il necessario per scrivere calamaio, inchiostro e pennino. E infatti questi bimbi hanno la divisa, il grembiule nero. Il grembiule nero non compare perché siamo negli anni del fascismo, ma perché intingere il pennino nell'inchiostro non era un'operazione così semplice e le macchie erano frequenti e il grembiule nero serviva a nasconderle e a evitare i lavaggi frequenti, perché anche quello era un problema sostanzialmente. Però voglio focalizzare la vostra attenzione su un particolare. La scritta, che adesso non si vede più, si legge abbastanza, scuole comunali. Nel 1937 comincia a essere scrostata. Perché? Perché solo nel 1911 lo Stato sgrava i comuni da alcuni costi della scuola, almeno per quanto riguarda i maestri, e anche comincia a dare un contributo, perché i comuni non ce la fanno letteralmente più. Non si vede più, però nella foto la vediamo. Siamo un anno dopo, nel 1938, cambiamo paese, non è difficile capire dove siamo. Siamo a San Michele, la chiesa è rimasta tale quale. C'è stata la riforma Gentile nel frattempo, c'è qualche materia nuova e questa è la materia delle attività manuali e pratiche. Sembra, secondo me, siamo negli anni anche dell'autarchia. Questi stanno usando il terreno probabilmente per fare, oggi lo chiameremo progetto orto, che va tanto di moda, ma c'è una rigida divisione nel lavoro tra i due sessi. Chi tiene badili, vanghe e rastrelli sono i bambini maschi. Le bambine no, sfilano. Loro saranno impegnati in altri lavori, cioè dovranno contribuire alla pulizia dei locali della scuola, nell'ottica che tutti dobbiamo collaborare praticamente. Questa è la visione. Andiamo avanti. Allora, siamo sul Belvedere, dove oggi sorge il monumento ai caduti. 1942. Direi che la politica demografica del fascismo ha dato i suoi frutti. La classe è bella, numerosa, il grembiule nero, manca il fiocco ancora. Abbiamo i colletti ma mancano i fiocchi, che saranno azzurri per i maschi e rosso per le femmine, ce lo ricordiamo tutti. Anche la maestra ha il grembiule. Il grembiule lo dovevano portare solo le maestre, ma non per via delle macchie, perché dovevano nascondere la propria femminilità sostanzialmente. Questo è quanto. Siamo andati un po' troppo in là. Allora, questa è una foto che mi è piaciuta tantissimo. È una foto del 45. Sicuramente è estate, lo vediamo dall'abbigliamento, dal fatto dovrebbe fare anche caldo, perché se le suore tollerano all'epoca la presenza in canottiere, addirittura questo è senza, ma si vedono bene i segni. E io mi sono chiesta cosa sarà successo. Beh, sicuramente stanno consumando un pasto, questo è evidente, e sarà una merenda, visto il caldo. La seconda guerra mondiale è alle spalle. La liberazione, avvenuta ad aprile, è passata da poco. Fame ce n'era tanta. Probabilmente in occasione, mi viene da pensare, dell'Assunta, le suore avranno organizzato un qualcosa per questi bambini. Ma perché mi interessa questa fotografia? Perché abbiamo parlato di sacerdoti che facevano gli insegnanti, ma non abbiamo mai parlato delle suore. Le suore continuano a supportare l'educazione dei fanciulli più grandi, ma di fatto hanno il monopolio per quello che riguarda l'educazione dei bambini piccoli. Per cui nelle nostre zone, le foto le vedete belle lì, cominciano a sorgere i primi asili. Santa Maria nel 1912, Rua nel 26 e guardate che schieramento di bambini, si parla di
130 bambini al momento dell'inaugurazione dell'asilo. Sindaca, non faremo più le riunioni al tavolo per poter salvare le nostre scuole in quella situazione. Andiamo avanti e questa foto è particolarmente interessante perché finalmente vediamo l'interno dell'aula. Allora, quest'aula è qui nel municipio, perché ormai abbiamo anche la quinta. Le celle sono 4, bisognava trovare ancora una volta un posto. È la stanza dove oggi c'è l'ufficio dell'assistente sociale. La maestra è una maestra Anna Antiga. Cominciamo ad avere maestre dei paesi nostri. Rispetto al cliché della maestra, guardatela là, Arcigna, io non so se fosse o meno nubile o coniugata, però di fatto è Arcigna severa nella sua veste di grembiule nero. Guardate questi bambini, ordine e obbedienza. Braccia conserte è il simbolo dell'obbedienza. Quanti di noi non abbiamo fatto soprattutto dalle suore, i momenti con le braccia conserti e zitti? Le aule erano ampie, però erano anche piene di banchi. I bambini facevano fatica a muoversi, a parte che non potevano muoversi, ok? Erano i banchi di legno, oggi li chiameremmo monoblocco biposto, ok? Scomodi, non si adattavano all'età, ma erano i bambini che dovevano adattarsi al banco, col buco per l'inchiostro, ok? L'arredo scolastico, una carta geografica, ed è già qualcosa. Queste ho provato a ingrandirle, sono stampe di paesaggio, montagna o... D'altronde, ragazzi, chi è che a quel periodo storico, lì siamo nel 48, andava al mare o andava in montagna? Le colline conoscevano, quindi era un modo per... Forse un palottoriere? Forse un mappamondo? Ma questo è già lusso, comunque. Però, ecco, è abbastanza. Tra l'altro, la maestra così Arcigna, mi sono dimenticata di dirvi una cosa. Quali erano gli obiettivi finali della scuola elementare? Beh, per anni e anni gli obiettivi sono stati insegnare a leggere, a scrivere, a far di conto e le regole della decenza. Perché ormai la bandiera non si sa più. La lezione inizia con la preghiera. Stato e Chiesa si sono messi d'accordo, è stato fatto il concordato, e dopo la maestra doveva passare in rassegna i bambini e controllare la loro igiene personale, se il viso era pulito, le mani, il collo, le unghie. Se non erano puliti c'era un bel cattino d'acqua fresca e venivano svergognati, qualche ricordo di questo ce l'ho anch'io, anche se sono andata a scuola un po' dopo, venivano svergognati e dovevano lavarsi davanti a tutti praticamente. Altro controllo erano i capelli. Uno per evitare infezioni da pidocchi, devono essere ben pattinati e tutte le bambine, se dopo ve li guardate bene, hanno sempre i capelli raccolti. Non poteva essere diversamente, meglio ancora se in trecce. Queste erano le regole e queste le rispettavano tutti, ve lo garantisco. Facciamo un passo in avanti. Eccoci qua. Siamo nel 1957, sempre ancora una volta all'interno del municipio. L'Italia sta vivendo gli anni del miracolo economico, cambiano tante cose anche nella scuola, che comincia un po' ad aprirsi. Questa è una partecipazione a un concorso canoro voluto proprio dal maestro Ceschin. Ancora la scuola è ospitata nelle celle. Per poter mettere insieme i bambini per cantare, come tutti i bravi insegnanti, si tira sulle maniche e si guarda attorno e si cerca di sfruttare e di usare quel che c'è, quel che si può. Quindi, mancando un'aula abbastanza grande, c'è il municipio e sono qua. E oltre alle risorse proprio strutturali, si chiama in gioco anche quelle che oggi chiamiamo le risorse umane. Qui c'è Don Paolino, che forse per qualcuno di voi dirà qualcosa, che non è in veste di sacerdote, ma è colui che suona, che dà una mano. E qui vediamo sempre i bambini. Non compare il maestro Ceschin. Questo signore è un operatore della RAI. Quindi il maestro Ceschin in quegli anni riuscì a portare qui anche la RAI e questi sono i bambini
che cantano. Non so se vinse con... non si sa. Comunque di fatto è una cosa molto, molto bella. E adesso lo vediamo. 1959, l'inaugurazione della scuola Silvio Pellico. Vi dicevo che l'Italia sta attraversando il boom economico, comincia ad esserci una maggiore attenzione anche da parte dello Stato all'importanza dell'ambiente. Non si può pensare a un'istruzione di qualità in ambienti fatiscenti, sostanzialmente. Quindi le prime scuole che vengono costruite sorgono là dove la situazione era ancora più emergenziale rispetto a quella di Rua. Quindi a San Pietro nel 49, a San Michele nel 50. Oggi sono strutture che esistono anche se con un cambio d'uso. Il fiore all'occhiello però fu la Silvio Pellico. Scuola che il maestro, perché per noi di Rua non mettevamo niente vicino, né il maestro Luigino né il maestro Ceschin, era il maestro, punto, ok? Il maestro sentiva come creatura sua. Io ricordo che un giorno spiegava alla mia maestra come mai la nostra aula avesse 3 termosifoni, mentre tutte le altre aule ne avevano 2. Noi eravamo sempre in surriscaldamento sostanzialmente, perché erano arrivate le scuole medie, quindi il grande salone era stato diviso e la nostra classe... Cioè, io penso che, da quello che ricordo io, pareva finché sapesse dove erano messi i tubi e i fili, cioè proprio una cosa che sentivi. D'altronde lui in quel periodo non era soltanto il maestro, ma era anche l'assessore alla pubblica istruzione. Quindi sicuramente avrà spinto perché queste scuole diventassero realtà. E proprio quella di Rua, dove lui insegnava, cioè l'ha vista prima sorgere come idea, poi nei progetti e poi nella realtà. Ieri mi dicevano i figli, ogni domenica sera andava a alzare la levetta in modo che noi, questo non l'ho mai saputo, l'ho sempre dato per scontato, al lunedì mattina trovassimo le aule calde. Anche questo è un segno della dedizione. Entriamo dentro queste aule della Pellico, velocemente. Dai, bello su. Ecco qua, questa è un'altra maestra che ha fatto storia a Rua, la Colodea, ve la ricordate? La Maria Colodel. Richiamate un attimo alla memoria la foto della classe con la maestra Antiga. Era un personaggio, la Colodel, però è sorridente. Ha il grembiule nero, ma si vede la gonna, si vede la collana, si vede... E i bambini, beh, tutta un'altra cosa. Eppure vi garantisco che nel corredo didattico di questa maestra c'era la bacchetta. Io mi ricordo aveva una paura bestiale perché lei la usava ancora nei nostri anni. Michela, te la ricordi? Dunque, sono bambini sorridenti, sono cambiati i banchi, anche se mantengono i posti per l'inchiostro, però non vengono più usati perché nel frattempo è arrivata la stilografica. I bambini hanno la stilografica. C'è qualche quaderno in più e la scuola comincia a essere vissuta in maniera diversa, ok? Eccolo qua il maestro, soddisfatto con i suoi bambini, ok? Che sia una foto di posa studiata si vede, sono tutti che fanno finta di scrivere. Quaderni, sono aumentati il numero dei quaderni, è aumentato il benessere, non esiste più che si scrive, la brutta copia si fa nella carta della macelleria con la matita perché così si cancellava e si recuperava come mi raccontava la mamma. Comincia ad esserci un po' di benessere e una forma di benessere sono gli astucci. Non sono quelli a scomparto, però sono già quelli con la cerniera, non sono stragonfi. Che cosa contenevano? Beh, già contenevano qualcosa in più. La matita, la gomma al temperino, la penna stilografica con le cartucce, righello e le cartucce, sì signora, li vendevano in confezioni da 6, si mettevano una dove... Io che avevo la maestra Frare, guardi, era obbligatorio. Una andava inserita e una doveva essere di scorta nella parte alta del pennino. Se finivi la cartuccia e la parte alta era vuota, erano madonne,
proprio letteralmente madonne, ok? E dovevi sperare che ci fosse un compagno che ti voleva tanto bene, che ti prestava la sua e tu il giorno dopo gliela tornavi, questo era sicuro. Esatto. E per colorare? Pastelli. Quanti? 24, 36, 6, ve lo ricordate i 6 pastelli? Io non voglio fare pubblicità, ma quando io ho visto quella foto mi è venuto in mente quella scatolina gialla con i pastelli che erano la metà delle matite, il pastorello che disegnava, la pecora, col maestro dietro, anche lui arcigno, col berretto rosso, e ti sembrava di avere il mondo in mano. E io mi ricordo che questi disgraziati di quei pastelli, non sono a scuola nel 65-66, ma non è cambiato, si accorciavano e, santo Dio, dovevi colorare dentro i bordi assolutamente, avevi voglia di dire mamma è corto, usalo lo stesso affinché... Era così. E prima di passare la parola a Riccardo, non so se mi sono dilungato o ho perso il senso del tempo, io vorrei spendere 2 parole. Io non l'ho avuto come maestro, ma era una delle persone che per 5 anni hanno accompagnato il mio ingresso a scuola, perché lui aveva anche l'aula appena entravi, quindi passavi per forza davanti a lui. E lui era sempre là, un po' come i maestri al vecchio stampo. Quando abbiamo visto quei maestri Conegliano, ma anche i nostri, per obbligo bisognava essere in servizio mezz'ora prima dell'inizio delle lezioni, perché i bambini arrivavano a piedi dai vari angoli del paese e dovevano essere anche accolti. Lui probabilmente aveva ancora dentro quel regolamento, perché io non ricordo che doveva attraversare la strada, però una volta che non fosse in orario. Come non ricordo una volta che abbia perso le staffe, mai che l'abbia sentito urlare, mai che l'abbia sentito perdere la pazienza. E guardate che a insegnare pazienza ce ne vuole proprio tanta, ve lo garantisco. Oggi da collega devo dire che l'ho capito dopo, era veramente lungimirante. L'uso degli altri linguaggi, l'importanza di conoscere il tuo territorio, perché se lo conosci lo ami, e non relativamente solo alla sua classe. Ci coinvolgeva tutti, lui era un po' un punto di riferimento, anche grazie al negozio che gestiva la moglie. Quindi lui raccoglieva anche un po' tutte le doléances delle mamme che se avevano qualcosa da dire andavano dal maestro, e lui con la sua pacatezza riusciva a trovare il dialogo e la mediazione. Ecco, questo me la sento di dire Gianfranco, Daniela, io me lo ricordo così. Penso che se oggi fosse qua sarebbe sicuramente fiero, e sicuramente, nonostante il suo aplomb, oggi forse avrebbe anche gli occhi lucidi. Allora, io mi sposto intanto perché altrimenti impallo tutto. Non mi dilungherò assolutamente, voglio solo dire 2 parole perché tra pochissimo vedremo un video che è fondamentalmente un riassunto molto condensato di tutta la vita di Luigino Ceschin. Questo perché siamo nel 2023, lui nasce nel 1923, quindi sono 100 anni dalla nascita. Non mi dilungo assolutamente, anche perché abbiamo detto tante cose anche su di lui, e poi la sua vita è raccontata tutta all'interno di questo video. Poi alla fine io vorrei... ma magari lo facciamo dopo, va bene. Una domanda veloce per tutti quanti voi, per alzata di mano. Quanti di voi conoscevano, hanno conosciuto il maestro Luigino Ceschin? Ok. E allora buona visione a tutti. Questo è il video. Un suono da solo, isolato, è in grado di far riaffiorare ricordi, immagini, colori, profumi anche molto lontani. E nello specifico di questa storia, la campanella era il segnale di inizio e fine della giornata lavorativa di Luigino Ceschin. Iniziamo a raccontare la sua vita partendo dall'ultima classe alla quale ha insegnato prima di andare in pensione. Perché partiamo dalla fine? Perché è dalla fine che si possono ricordare i momenti salienti di una vita. La classe era composta da 6 femmine e 7 maschi, nati nel 1973.
In quegli anni il maestro usava nuovi mezzi tecnologici come diapositive e registrazioni audio e video per immortalare alcuni momenti di vita scolastica importanti. Queste sono le voci dei bambini che hanno frequentato la prima elementare a Rua di Feletto nell'anno scolastico 1979-1980. Siamo alunni di prima classe della scuola elementare di Rua di Feletto nell'anno scolastico 1979-80. La nostra scolaresca è composta di 13 alunni, 7 maschi e 6 femmine. Il maestro Luigino Ceschin nasce nel 1923 in una povera abitazione sita nelle vicinanze della chiesa dell'ex eremo camaldolese di Rua di Feletto, dai genitori Clemente Ceschin e da Elisa Casagrande Cavaller, nipote dell'allora Casagrande Cavaller Monsignor Giovanni, arciprete della parrocchia di Rua e importante prelato di quel tempo. La mamma Elisa, per tutti Isetta, gestiva già allora un piccolo negozio di alimentari, all'epoca chiamato Casoin, punto di riferimento del piccolo paese. Clemente invece faceva il falegname nei laboratori delle antiche celle come altri della famiglia Ceschin Sacrestan. Successivamente, essendo un grande appassionato di motori, Clemente acquista una Fiat 501 e inizia l'attività di tassista. Dopo qualche anno, nel 1927, nasce la sorella di Luigino, Eugenia, con la quale cresce fino al momento delle prime classi elementari, frequentate nelle vecchie celle dell'eremo, adibite in quegli anni ad aule scolastiche. Frequenta a Rua le prime 3 classi elementari e poi è costretto, come altri giovani felettani, a frequentare la 4ª e la 5ª elementare a Conegliano, presso il convento di San Francesco. Immaginate un bambino di 9-10 anni che ogni mattina con sole, pioggia o neve, prende una sgangherata bicicletta, arriva alla chiesa di Sant'Orsola, chiesetta gestita da monaci nei pressi del castello di Conegliano, la lascia lì e scende a San Francesco per frequentare le lezioni. Completate le scuole elementari, decide, anche su consiglio della mamma, di proseguire gli studi presso il seminario di Vittorio Veneto. Questa scelta in quel tempo veniva fatta da molti giovani con poche disponibilità finanziarie, che volevano però continuare gli studi. A far maturare a Luigino questa scelta è anche la sua profonda amicizia con Nilo Faldon, che già frequentava il seminario, e Ferruccio De Pizzol, suo coetaneo. Frequenta il seminario dalle medie fino al liceo, anni 1934-1944, e alla fine del percorso scolastico lascia il seminario per far ritorno in famiglia a Rua. Tornato al suo paese natale, si ritrova con un buon bagaglio culturale, ma senza nessun diploma. Decide allora di sostenere l'esame da privatista all'Istituto Magistrale Duca degli Abruzzi di Treviso, per acquisire il diploma magistrale nel novembre del 1946 e diventa così maestro. Sono gli anni del primo dopoguerra. L'Italia esce devastata dal conflitto mondiale anche dal lato educativo. Dopo la decisione del popolo italiano di diventare una repubblica, 2 giugno 1946, lo Stato da poco formato decide attraverso un decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato l'istituzione della Scuola Popolare contro l'analfabetismo. Al neomaestro Luigino, dal 1947 al 1950, viene dato l'incarico di insegnante della scuola popolare di tipo B, 4ª e 5ª elementare, di Rua e di San Pietro di Feletto. Le lezioni del maestro Luigino si tenevano a Rua proprio in una delle celle dove aveva iniziato il suo percorso scolastico diversi anni prima. Fin dal 1946 inizia anche la sua militanza politica. È profondamente convinto nei valori espressi dall'allora nascente Democrazia Cristiana e partecipa attivamente alle prime elezioni politiche del 1948. Negli anni 50, come assessore alla finanza e scuola del comune di San Pietro di Feletto, si impegna, come si vede in una sua relazione, per la costruzione di diverse opere pubbliche, fra queste la costruzione della scuola di San Michele e della nuova scuola elementare di Rua, inaugurata nel 1959. Negli anni di impegno istituzionale si è sempre prodigato per avere strutture adeguate all'insegnamento, sia a Rua, come capoluogo del comune di San Pietro di Feletto, che nelle frazioni.
È stato per molti anni segretario della Democrazia Cristiana nel comune di San Pietro di Feletto e ha conosciuto in quegli anni numerosi personaggi politici anche a livello nazionale. Dopo il concorso magistrale, nell'anno scolastico 1950-1951, gli viene assegnato un servizio provvisorio a Refrontolo, mentre dal 1 ottobre 1951 diventa insegnante di ruolo e inizia con un incarico di prova triennale l'insegnamento presso la scuola elementare di Santa Maria di Feletto, che raggiunge ogni giorno con il suo inseparabile Moschito Garelli. Nel 1954 riceve il ruolo definitivo e chiede il trasferimento a Rua, dove insegnerà prima nelle celle e successivamente nella nuova scuola fino alla pensione. Nel 1952 si sposa a Pieve di Cadore con Liliana Tolot e vanno ad abitare nella piccola casetta dei genitori vicino alla chiesa di Rua. Nell'ottobre del 1953 nasce la prima figlia Daniela. Nel gennaio del 1958 nasce il secondo figlio Gianfranco. Come si vede in queste foto, Luigino fa crescere nei suoi figli, ancora piccoli, il desiderio di frequentare la nuova scuola da lui tanto voluta. Iniziano in questo periodo anche le prime gite fuori paese e Luigino partecipa con grande piacere a queste nuove esperienze. In quegli anni iniziano anche le prime trasmissioni televisive, 3 gennaio 1954, e Luigino, oltre che agli studi classici, si innamora profondamente di tutte le nuove tecnologie. Alcuni anni dopo acquista un televisore, allora in bianco e nero, ed d'estate lo mette sulla finestra del negozio, dove diversa gente di Rua arriva con le proprie sedie per vedere assieme le prime famose trasmissioni come Il Musichiere. Nel 1957 Rua riceve la visita della RAI attraverso la sua Radio Squadra, una troupe di giornalisti e tecnici che attraversava la penisola a bordo di un pullman attrezzato per le trasmissioni radiofoniche, che entrava nelle scuole per raccogliere interviste e canti dalle voci dei bambini, per poi trasmettere sia localmente che su scala nazionale. Per aver organizzato questo evento, Luigino riceve un premio, un piccolo microfono d'argento, al quale lui teneva molto. Altra grande passione di Luigino erano i motori, passione sicuramente trasmessa dal papà Clemente, ed è proprio nei primi anni 50 che per gli spostamenti le persone iniziano a utilizzare in massa la motocicletta, mezzo sicuramente molto meno costoso dell'auto. Per questa passione, Luigino, assieme ad alcuni amici, pensa di fondare nel 1953 il Moto Club Felettano, dove ha il ruolo di segretario e organizza dei veri e propri raduni, ai quali partecipano moltissimi proprietari di moto. Le foto che vediamo sono un prezioso documento. Dal 1954 al 1962 insegna a numerosi giovani, specialmente delle classi di quinta elementare. Negli anni 60 la scuola di Rua riceve, come si usava all'epoca, la visita dell'allora vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Albino Luciani, divenuto poi Papa Giovanni Paolo I, e nel 2022 riconosciuto beato. Dopo una di queste visite, il 1 marzo del 1962, Luigino riceve un biglietto di ringraziamento proprio dal vescovo Luciani. Nel 1961 si trasferisce con la famiglia e i genitori nella nuova casa di Rua. In questa nuova abitazione, la mamma Isetta continua a gestire il negozio di alimentari, aiutata ora anche dalla nuora Liliana. Molti alunni delle scuole elementari e successivamente delle medie passano ogni giorno ad acquistare un panino, fatto con il favoloso pane del panificio Frare di Rua e consumato poi durante la ricreazione. Nell'anno scolastico 1962-1963 inizia a insegnare ai bambini nati nel 1956 e li accompagna fino alla quinta elementare. Nell'anno scolastico 1967-1968
si occupa dell'insegnamento della terza classe degli alunni nati nel 1959 e li porta fino al diploma di quinta elementare. Nell'anno scolastico 1970-1971 inizia l'insegnamento ai bambini nati nell'anno 1964. Questa classe numerosa è composta da 27 alunni che vengono accompagnati fino alla quinta elementare. Nell'anno scolastico 1975-1976 si occupa dell'insegnamento degli alunni nati nel 1968, che già avevano frequentato la prima classe con un'altra maestra. Come si vede dalla foto, le classi in quegli anni diminuiscono come numero di alunni e in effetti questa è composta da soli 13 alunni. In quegli anni inizia un'ulteriore rivoluzione tecnologica e come sempre, essendo una persona amante delle nuove tecnologie, inizia a utilizzare nel suo insegnamento le diapositive. Come si vede dalle foto, riusciva a portare gli alunni fuori dai muri scolastici, proprio per far conoscere meglio agli alunni il territorio in cui vivevano. Realizza, coinvolgendo gli alunni, dei filmati utilizzando le ricerche storiche fatte dal suo grande amico, lo storico Monsignor Nilo Faldon. Il nostro paese, Rua di San Pietro di Feletto, testi degli alunni di classe terza, voci degli alunni delle classi terza, quarta e quinta, registrazioni e fotografie eseguite in proprio con mezzi di fortuna. In questo periodo inizia a utilizzare anche una cinepresa amatoriale e insieme al figlio Gianfranco realizza dei piccoli filmati in Super 8 per far conoscere anche ai più piccoli la storia di Rua, allora poco conosciuta. Come ti chiami tu, bambina? Luisa Cesca. E sei di Rua di Feletto? Sì. E allora conoscerai molto bene la storia di Rua. No? Sul serio? Ma che classe fai tu? La seconda. Ah, è giusto, capisco io. Imparerai a fare poco, specialmente nel terno quando farai la terza, che ora farete la storia di Rua. In particolar modo, nell'agosto del 1978, visita l'eremo camaldolese di San Giorgio a Rocca di Garda, assieme a Monsignor Nilo Faldon, per far vedere agli alunni come era fatto in origine l'eremo di Colcapriolo, profondamente modificato poi negli aspetti architettonici. Realizza a tale scopo anche una serie di diapositive commentate per spiegare le analogie architettoniche dei due eremi. Nel 1982 raggiunge la meritata pensione. Tra gli anni 70 e gli anni 80 nasce la possibilità di trasmettere su frequenze libere, fino ad allora strettamente dedicate ai militari. Si innamora di questi nuovi sistemi di comunicazione e acquista un radiotrasmettitore denominato Baracchino. Quasi ogni sera si connette all'etere con lo pseudonimo di Capriolo e partecipa alle discussioni che si tengono fra i vari partecipanti. In quegli anni nascono anche le prime radio private e Luigino, anche con l'aiuto di Gianfranco, inizia le trasmissioni in FM con il nome di Radio Colcapriolo. Qualcuno ancora oggi si ricorda di quella fugace esperienza. Negli anni '80 arrivano le prime videocamere e, preso dalla forte passione, ne acquistò una. Riprende anche con questo mezzo le bellezze del Feletto, alcuni eventi importanti di allora e naturalmente anche dei momenti in famiglia. Nei primi anni '80 riceve dall'allora amministrazione comunale il suo ultimo incarico istituzionale, al quale tiene moltissimo, quello di giudice conciliatore. Ci lascia nel febbraio del 1990 con queste parole: ricordatemi sempre come maestro elementare, giudice conciliatore, e cercate sempre di trovare un accordo.
E io dovrei chiamare proprio Daniela adesso, ma... Vieni, dai, non aver paura. È venuto giù anche uno scroscio di pioggia adesso che guardavamo il video. Chissà che qualcuno, come dicevano prima, no? Dall'alto. Io? Volentieri, sono qua apposta. Vabbè, intanto facciamo un applauso a questi due signori che sono la testimonianza più diretta. Daniela, ti lascio il microfono. Noi, come hai visto, abbiamo condensato appunto... No, adesso ci serve la vostra voce. Prego. Io vi ringrazio tutti, è stata un'emozione per me molto grande. Io sono convinta che il mio papà sarà entusiasta di questa serata e anche noi lo siamo tanto. Io posso dire solo che la scuola per il papà è stata la sua vita. Ci manca da 33 anni, però io lo sento anche adesso qui vicino, è sempre presente. Ha lasciato a me e a Gianfranco sempre la libertà di decidere, non ci ha mai imposto nulla, ad essere sinceri, onesti, leali e concilianti, perché fino all'ultimo lui ci ha detto dovete sempre andare d'accordo. Questo noi cerchiamo di farlo ogni giorno pensando a lui con tanto amore, tanto affetto. Io vi ringrazio perché siete stati tanti, vuol dire che qualcosa il mio papà ha lasciato, il nostro papà. Grazie a tutti. Grazie Daniela. Ah, anche Gianfranco ha un cuore allora. Sempre impassibile invece, dai no, ci mancherebbe altro. Gianfranco, anche tu due paroline? Allora, sono due parole da dire. Come ha detto Daniela, il papà è sempre stato un papà autorevole, mai autoritario. Ci ha sempre trasmesso i principi che Daniela ha elencato. Io vorrei ricordare altre due cose che non ho messo nel video perché mi sembrava che non c'entrasse più di tanto. Leggendo i documenti di papà ho visto che lui si è molto adoperato per costruire case popolari nel comune di San Pietro, perché anche lui lì credeva nell'edilizia popolare, che tutti dovevano avere una casa. Un'altra cosa, ha voluto nel 69 le scuole medie. Questo anche io non l'ho messo dentro perché non ho trovato la documentazione che certificasse, perché tutto quello che avete visto l'ho certificato, quindi non è stato detto a caso. E nel 69 appunto ha voluto portare la scuola media a Rua e con la loro amministrazione sono riusciti a farlo, anche con l'aiuto dell'allora suo amico che era il professor Darros, che anche lui era un grande amico di papà e di Don Nilo, Monsignor Nilo Faldon. Io mi fermo qua, voglio solo fare dei ringraziamenti a tutti, in primo luogo il Comune di San Pietro di Feletto che ha organizzato questa splendida serata, il sindaco che purtroppo è dovuto andare via perché aveva altri impegni, la dottoressa Meneghin, la dottoressa Seroppi che ha curato la mostra fotografica, la dottoressa Chiara Ceschin che ha posto brillantemente tutta la storia della scuola del Feletto, la Proloco di San Pietro di Feletto perché è sempre stata a fianco di questa idea. Io con il presidente Arcangelo Marcon gli ho dato l'idea e loro si sono sempre adoperati per portare avanti questo progetto. Arcangelo Marcon soprattutto che ha dedicato ore e serate per realizzare questo video, e i miei colleghi di Veneto Globe. Veneto Globe, il tecnico lì dietro le quinte Enzo, che ha fatto tutto il montaggio. Riccardo, per la bellissima voce che avete sentito che ha. E soprattutto ringrazio tutti voi che siete
avete dedicato oggi del tempo al papà e alla scuola di Rua, alle scuole di Rua. Grazie ancora a tutti, buona serata. E grazie anche a voi figli. Grazie di cuore. Allora, siamo arrivati in chiusura. Sì, adesso ci aspetterà un momento anche un po' più sereno, più tranquillo. Scendiamo, ci sarà un brindisi che possiamo fare tutti insieme, ma prima di lasciarvi andare a brindare vi ricordo un appuntamento. Giovedì 25 maggio, quindi c'è scritto 2025, ma io credo che sia un errore. Immagino che sia giovedì 25 maggio prossimo. Alle ore 20:45 qui alla Galleria dell'Eremo si terrà l'evento Ritmo e Tempo, ripetizione e differenza, quando la filosofia incontra la musica, la letteratura, il cinema e la tecnologia. Quindi l'invito va a tutti voi per questo interessante incontro con Fabio Grigenti, professore di storia della filosofia presso l'Università degli Studi di Padova. Un appuntamento che è adatto a tutti, quindi sia adulti che ragazzi, per assaporare temi che da sempre ci affascinano. Durante l'incontro verrà proiettato il film di animazione Fantasmagorie del 1908 con accompagnamento al pianoforte dal vivo di Alberto Ravagnin. L'ingresso sarà libero fino a esaurimento dei posti, quindi mettete in agenda anche questo appuntamento qui, proprio qui dove siamo adesso. È andato via anche il microfono, grazie a tutti, no? Posso ricordarvi che mercoledì, proprio per il centenario della nascita di papà, abbiamo organizzato una messa cantata in gregoriano qui nella chiesa di Rua. E se venite alle 19, alle ore 19, se venite siete molto cantata con canti gregoriani. Buona serata a tutti. Grazie di nuovo a tutti, buon proseguimento.